In quel frattempo, Adoni Zedek, re di Gerusalemme, al vigna sapere che Giosuè aveva ciapate ai e le aveva splantate di vonde fur, tra tant'ai e il suo re, come chi aveva fatto a Geric e al suo re, e che la di Gabaon aveva infatti un patto con Israele e si era insistemato fra mezzo di loro. Al fo spaventata morte, parvie che Gabaon era una città tanto grande e una città plena di re, e era di blot più grande di Ai, e tutta la sua int era in bulos par con di guerra. Allora Adoni Zedek, re di Gerusalemme, al manda a Disi a Oam, re di Hebron, a Piream, re di Yarmut, a Jafie, re di Lachis, e a Debir, re di Eglon, venite da Mineman contro di Gabaon, perché si è buttati con Giosuè e con Israeliti. Rivaz a mettersi d'accordo, i cinque re, Vadi, il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Yarmut, il re di Lachis e il re di Eglon, con tutte le loro troppe, a venire in su e attaccare in Gabaon di ogni bande. La di Gabaon a mandare in adia a Giosuè, tal campamento di Galgale, non sta la sa in plante i tie fameis, spesse a venire su di no pardano su ne man a portare fur, perché che i re samoreos che sono stati là su Palmont, a sommitut tutti insieme contro di noi. Giosuè al vigni su di Galgale, lui e tutti i soldati e i miei guerrieri scalveve. Il Signore disse a Giosuè, non stave paura di loro, che tai amitus te to mans, nen c'è un no l'arriverà tigniti bot. Giosuè al plombasso re di loro a tradimento, dopo di aver marciato di Galgale perdute la notte. Il Signore gli facesse ciampà come il fum denan di Israele e rumolà a Gabaon un pest di disfaio. Urcorè da ur parfin sul viaz de cleve di Betcoron e gli batté fin tremai a Azache e fin a Machede. Biel che sciampava in denan di Israele, gli pe cleve di Betcoron, il Signore urmolà io parzore di loro fin a Azache clapon sparcà, che io lasciare in sex, a lasciare in la vite, plui de so dei clubs, de tempieste, che non so de lamis, de spadis, dai fis di Israele. Alle che volte che Giosuè fevelà al Signore, e in che dì che il Signore al metei amoreoste smanda Israeliz, Giosuè al disse in presenza di Israele, sorelli, fermiti sore Gabaon, e tu lune sulla conce di Aialon. E il sorelli al suo sta, e la lune non si cugnà, fin tremai che il popolo non si fosse sfogato sui suoi nemici. Non è scritto che ste robe c'è tal libri dall'Iust. Il sorelli arresta ferta al mies dal cil, e non spessea alla mont di bot par une di intere. Non destadis ornadis compagnis, né prin né dopo, che il Signore al vedi ascoltare la voce di un uomo. A lei che il Signore al tignive per Israele. Giosuè e tutto Israele con lui al tornato al campamento di Galgale. Intanto i cinque re erano infuiti e erano implatati dall'andri di Machede. E erano a contare a Giosuè. I cinque re, diserin, io hanno appena scuviarti dall'andri di Machede, che sono stati splatati lì. Disse al Giosuè, rodolait io clapons, fin gli entrate dall'andri, e mettete un posto di omis di guardia. E voatris, non stait a stacoli mans in mans, correte da ur dai vostri nemici, tagliate ur la ritirade, e non stait a lasciare io rivà te lor citat, perché il Signor vostro Dio usai metus tes vostres mans. Quanche Giosuè israeliz era infinito di fiscaio e di Machalissi, che aveva arrivato a portarsi fuori la piel, si era rindrenti da loro fortecis. Tutto il popolo, san e salf, al tornato al campamento a Machede, insieme con Giosuè, e nessun ol sap lui toccia israeliz. Disse alla loro Giosuè, liberai la entrata dall'andri, fasei salta fuori i cinque e menai mio davanti. E faserin così, e faserin salta fuori i cinque per portare io a Giosuè,
il re di Gerusalem, il re di Hebron, il re di Yarmut, il re di Lachis e il re di Eglon. Quanca fuori in saltat fur, i cinc re, Giosuè al clamato oms di Israele, e rodisè ai graduati dei soldati che avevano stato con lui, «Vignit qua!» e mettete il piede sulla coppe di Chisre. A venire in donge e rimettere il piede sulla coppe. Disse al Giosuè, «Non stai a ve né rivuar né teme, fasete il cur fuart e tignit duro, parce che così che il Signore arrangerà duci nemici e us vigneranno sotto». Poi dopo Giosuè urmorà il colpo di grazie e io fase piccià tordi cinque arbui, là che restare impicciati fin tremai sozzere. Sulla amon dal sorelli, per ordine di Giosuè, io dispicciare in dai arbui e io buttare in tallandri che ieri in lazza platassi e si erare in la bluse dall'andri con clapons che sono restati lì fin voi.